Questo programma vi è offerto da Nonino Impianti. Buonasera a tutti voi telespettatori di Telefriuli, nuova puntata di Friuli Economy dedicata alla mobilità elettrica, puntata anche con tanti elementi concreti riguardo appunto a questa importante innovazione e anche alla sua applicazione qui in Friuli Venezia Giulia. Ringrazio Elena Bezzutti che mi dà una mano, buonasera. Buonasera e bentrovati. Presento subito i nostri ospiti, abbiamo Daniele Nonino della Nonino Impianti, buonasera Nonino. Buonasera. Poi abbiamo anche Vittorino Boem, consigliere regionale del Partito Democratico, buonasera. Buonasera. E dall'altra parte abbiamo Gianluca Maiarelli che è il sindaco di Tavagnacco, buonasera Maiarelli. Buonasera a voi. E poi Marco Peressini di Overland SRL. Ecco, chiederei proprio a Peressini se un po' spiegare di cosa si occupa Overland. Allora, buonasera a voi, sicuramente ben volentieri. Noi siamo una SRL giovane, che di fatto è stata avviata proprio per sviluppare la mobilità elettrica alla luce delle prime attività che in Europa sono intervenute in questo campo. Da 4 anni ci occupiamo di installare sistemi di ricarica anche ad alte potenze, abbiamo lavorato un po' in tutta Italia e soprattutto anche qui in regione ovviamente, per cui sarò lieto di accompagnarvi anche con l'ausilio della tecnica. E istruirvi, certo, sì. Istruirvi un Benissimo. pochino in questo campo. Certo. Allora, lancio subito il punto di Rossano Cattivello, direttore del Friuli, e poi ci ritroviamo qui per entrare nel vivo della trasmissione di questa sera sulla mobilità elettrica. È bastato il solo annuncio dell'OPEC di voler diminuire la produzione di greggio dal prossimo gennaio per vedere il prezzo della pompa schizzare verso l'alto. Basta, non è possibile che imprese e cittadini rimangano per sempre ostaggio del petrolio e dei suoi derivati. In quest'ultimo anno ci eravamo abituati a una certa stabilità e forse dimenticati di come il prezzo dei carburanti influisce sulla nostra vita quotidiana. In prospettiva, sull'onda di una ripresa economica che tutti ci auguriamo prenda vigore, torneremo presto sulle montagne russe. E tornerà di moda parlare di energie alternative. La società e i sistemi produttivi però sbagliano a innamorarsi di solare ed eolico quando il greggio sale e trascurarli invece quando il greggio scende. Prima o poi il petrolio è destinato a esaurirsi. Facciamocene quindi una ragione e investiamo nelle energie alternative guardando a consolidare i risultati nel lungo periodo. Che cosa ha fatto nel suo comune, quello di Tavagnacco, in tema di mobilità elettrica? E prego anche subito la regia di mandare in onda il servizio, così vediamo in concreto di che cosa si tratta. Ovviamente Maiarelli, queste sono delle immagini di copertura, lei può tranquillamente commentare. Adesso infatti stiamo vedendo alcune notazioni. Ma allora, noi ci siamo mossi fondamentalmente in 2 direzioni. Da una parte abbiamo cominciato a rinnovare il parco auto del comune e quindi ci siamo mossi in questi anni sostituendo quelle che erano le auto più vecchie che avevamo nel parco macchine e mano a mano sostituendole con mezzi elettrici. Siamo partiti dal mezzo più piccolo, che era una Twizy, che vedete adesso lì nell'immagine, che ovviamente viene utilizzata forse meno, anche viste le caratteristiche che vedete lì. Poi abbiamo acquistato invece un quadriciclo elettrico, che è un mezzo che viene usato dall'ufficio manutenzione, quindi viene molto utilizzato soprattutto dai giardinieri nella manutenzione del territorio. E infine l'ultimo acquisto è stato una Peugeot, che è la macchina che vedete lì appunto a sinistra, che è diciamo, il terzo pezzo del parco macchine che è stato acquistato dal comune. Ovviamente questo ha dei vantaggi che sono i vantaggi fondamentalmente di carattere economico naturalmente, perché appunto da una parte abbiamo svecchiato il parco auto, ma dall'altro abbiamo acquistato auto che hanno un consumo praticamente pari a zero
E non è solo quello, perché poi naturalmente il Comune ha un compito che è anche un compito, come dire, istituzionale, che è quello anche di fare cultura da questo punto di vista, quindi di mostrare al territorio, alla comunità, quello che può essere fatto attraverso l'acquisto di auto elettriche. E la reazione dei cittadini in questo senso qual è stata, Maierelli? Cioè Ma- hanno apprezzato, si sono incuriositi, ha visto che a Tavagnacco è iniziato a circolare anche altre auto elettriche di proprietà dei privati, sull'esempio di quanto fatto dal suo comune di Tavagnacco? Ma io credo che sicuramente c'è curiosità, nel senso che quando si vede una macchina e la si nota subito, perché naturalmente la prima cosa che colpisce è che la macchina non fa rumore, quindi automaticamente un cittadino si gira perché si chiede cosa sta accadendo. Che questo poi abbia un'influenza immediata è difficile da dirsi. Credo che, come posso immaginare, che insomma ci vorrà un po' di tempo, perché naturalmente non basta acquistare l'auto elettrica, ma ci vuole anche tutto un sistema di supporto che garantisca un utilizzo efficiente delle auto elettriche. Però diciamo che il Comune ha anche questo ruolo, quindi in qualche modo oltre a quello di fare economie per se stesso, anche quello di promuovere un tema che noi riteniamo assolutamente indispensabile e strategico. Ecco, proprio in base ai supporti a coloro i quali volessero acquistare le auto elettriche, appunto Peresini di Overland ha con sé uno strumento che adesso li pregherei di spiegare e di spiegare anche la diffusione, quanto è importante per appunto il fatto che le auto elettriche diventino un qualcosa di molto diffuso in Friuli Venezia Giulia, con tutto quello che positivamente questo anche comporta. Sì, diciamo che, come giustamente ha detto il sindaco Maierelli, non basta acquistare ovviamente l'auto elettrica, ma è necessario ricreare anche un'infrastruttura che permetta agli utenti di potersi muovere tranquillamente. A questo io volevo dire una cosa ai telespettatori. Studi dicono che l'80% degli europei si muove in media percorrendo circa 80 km al giorno, quindi quest'ansia dell'autonomia, dell'auto elettrica, delle batterie che non reggono, cioè, diciamo che non c'è. È chiaro che se io dovessi usare l'auto elettrica in maniera più importante, quindi dovessi spostarmi per lavoro, dovessi fare molti più chilometri al giorno, ecco che diventa necessario riuscire a creare un'infrastruttura vera e propria sul territorio. Il territorio poi è chiaramente già pronto per ricevere queste stazioni di ricarica e di conseguenza questo ci permette, man mano che la tecnologia ovviamente va avanti, di ricaricare sempre in meno tempo le nostre auto. Adesso quanto si sta ad esempio per ricaricare, ecco, se magari vuole fare anche una dimostrazione pratica, sì, la stiamo vedendo anche in video. Certamente. Allora, il sistema è ovviamente un sistema che deve essere sicuro per tutti gli utenti, quindi qualora io mi trovo, come nel video qui, in concomitanza di colonnine di ricarica aperte al pubblico, ho bisogno di avere una tessera che mi autentichi, perché questa è una norma che mi permette poi di essere con dei sistemi avanzati, anche di poter comunque pagare la ricarica, di essere listato, se vogliamo. E quanto costa la ricarica? Ecco, diciamo che mediamente un pieno lo si fa con 4-5 euro, dipende poi dal tipo di automobile che andiamo a utilizzare. Ci sono automobili che imbarcano addirittura potenze da 90 kW e teniamo conto che un kilowatt mediamente lo paghiamo circa 20 centesimi, quindi si va dai 90 kW fino ad arrivare ai 20-25 kW, quindi il conto è abbastanza semplice. Il vantaggio è chiaramente quello di poter ricaricare in maniera veloce grazie alle potenze delle stazioni di ricarica che ormai utilizzano degli standard almeno da 22 kW, quindi un'auto la possiamo ricaricare tranquillamente in un'ora e mezza da completamente scarica. Sarà difficile che noi alla colonnina arriviamo con l'auto completamente scarica, ovviamente, quindi ci metteremo meno tempo. E come dicevo prima, la diffusione ovviamente di questi sistemi ci permetterà di spostarci sempre più agevolmente mentre io faccio qualcos'altro, quindi non devo più aspettare il tempo che ci vuole per ricaricare l'auto, ma mentre faccio altro, quindi mentre vado in comune, mentre vado al cinema, mentre vado al ristorante, ricarico l'auto. Ecco che allora quando poi riesco l'auto è già pronta. Ecco. Quanta autonomia dà come numero di chilometri in questo momento una ricarica completa? Mediamente i costruttori di automobili ci possono garantire almeno 200 km di autonomia.
Quindi direi che l'ansia del dover arrivare al punto che ci interessa, direi che è ormai sorpassata. Ecco. Benissimo, grazie. Ma Nonnino, questo tipo di colonnine dove si possono trovare in regione? In quali punti strategici? Beh, diciamo che noi ci occupiamo delle infrastrutture, no? Quindi noi installiamo le colonnine, e le installiamo dove? Dove fondamentalmente la gente ci chiede. Nei punti privati è molto facile perché, come diceva bene Marco prima, i privati, quindi i ristoranti, gli esercizi commerciali in genere, sono i punti più interessanti per i punti di ricarica. Perché? Perché il cittadino, l'utente, qui utilizza la macchina elettrica, vuoi perché deve pranzare, si ferma certamente un'ora per mangiare una pasta asciutta, E così ricarica. e così ricarica automaticamente l'autovettura. In Friuli dove si trovano? Beh, diciamo che partiamo un po' più da lontano. Noi abbiamo una piccola soddisfazione che vogliamo anche esternare qui, siamo una piccola azienda di impianti e siamo riusciti in questi ultimi 2 anni a vincere alcune gare di appalto, in particolare quella del comune di Arezzo, è stato il primo comune, eravamo in competizione con dei grossi colossi come l'Enel e siamo riusciti vincitori noi in questa gara d'appalto. Abbiamo installato 15 colonnine di ricarica nel comune di Arezzo. Dopo il comune di Milano è stato il primo comune in Italia a insediare un'infrastruttura capillare nel loro comune e hanno prospettive di ampliare ancora questa rete di colonne di ricarica, colonnine di ricarica a veicoli elettrici. Poi abbiamo vinto la gara nel comune di Udine, anche qui abbiamo una 7-8 colonnine, mi sembra, di ricordare, e questo per quanto riguarda il pubblico, e poi il comune di Tavagnaco, per ultimo, proprio abbiamo terminato i lavori qualche giorno fa per l'infrastruttura del comune di Tavagnaco. E Per quanto riguarda i privati, esatto. Per quanto riguarda i privati abbiamo circa 15 colonnine installate nella nostra provincia. Sono nei comuni di Lignano, nel comune di San Giorgio di Nogaro, nel comune di Pavia di Udine, Palazzolo dello Stella, nel Goriziano in un paio di agriturismi, e quindi dove le installiamo sono appunto questi i punti, agriturismi, ristoranti, punti di interesse da parte dei cittadini. Ma sta vedendo negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, un aumento delle richieste qui in Friuli Venezia Giulia? Ma diciamo che le richieste sono abbastanza così un po' macchia di leopardo, non c'è una crescita, se vogliamo, costante, perché c'è l'interesse, però è il famoso cane che si morde la coda. Perché dicono, ma io metto la colonnina ma non ci sono veicoli che vengono a ricaricare da me. L'utente invece dice, io non compro la macchina elettrica perché non ci sono abbastanza. In questo caso il pubblico è molto sensibile, magari poi saranno loro a dire che cosa stanno facendo per questo sistema di ricarica, ma noi contiamo molto che l'ente pubblico, il pubblico, diciamo lo Stato, le regioni, le province, eccetera, o i comuni, siano sensibili a questa cosa, perché le infrastrutture devono essere per forza distribuite sul territorio il più capillarmente possibile perché i cittadini utilizzano questi mezzi di trasporto. Infatti, Boem, che cosa sta facendo la Regione Friuli per incentivare appunto la mobilità elettrica? Sì, buonasera. Piccolissima premessa. Su questo tema credo che stiamo arrivando a un momento di maturità non soltanto di comprensione culturale ma anche tecnologica, se vogliamo. Ci è capitato, o almeno a me è capitato di scoprire che la nostra regione aveva già fatto una previsione di installazione di colonnine di ricarica alcuni anni fa, ma probabilmente per accelerare i tempi, per inseguire, aveva previsto la ricarica obbligando le stazioni di servizio di carburante a mettere questa cosa qua, che era fuori logica, perché i tempi che ci volevano per una ricarica non erano tali per cui uno andava dal distributore come fare benzina e lasciava lì la macchina in ricarica, e poi la tecnologia credo fossero 3 kW, quindi era fuori un pochettino dal mondo. Allora, consapevoli di questo e anche, se volete, di un afflato che aveva portato però a una scelta non troppo calata sulla realtà, la scelta che ha fatto la nostra regione è quella di redigere il piano regionale della mobilità elettrica. Quindi sta realizzando con l'Università di Trieste, in questo caso, il piano regionale, questo per individuare dove è corretto collocare le colonnine di ricarica sostanzialmente, con quali forme, per fare cosa di questa? Per
stabilire, anzi è già stata stabilita, esiste già una norma che darà il contributo prevalentemente alle amministrazioni comunali, però personalmente ritengo che se vogliamo che se si raggiunga una diffusione sufficiente sarà necessario incentivare anche i privati. Dicevo, questa misura, questo finanziamento dovrebbe aiutare i comuni in primis, ma a mio avviso dovremmo lavorare perché siano anche i privati, a dotarsi delle colonnine, perché è vero, nel momento in cui ci sarà quella macchina lì, probabilmente il meccanismo riuscirà a partire da solo. Per il momento ci sono 500.000 di euro della Regione, 500.000 dello Stato, 1 milione di euro, è una cifra forse non ancora sufficiente, però il dado è stato tratto in qualche maniera, per cui il percorso è iniziato. Tracciato. Ecco, ci dobbiamo fermare un attimo per una pausa pubblicitaria, poi torniamo subito qui per andare avanti appunto su questa puntata di Friuli Economy dedicata alla mobilità elettrica e alla situazione di Friuli Venezia Giulia delle auto elettriche. Puntata di Friuli Economy dedicata alla mobilità elettrica in Friuli Venezia Giulia. Stiamo vedendo con il Consigliere regionale Boem quelli che sono stati i contributi che fino adesso la Regione ha stanziato e magari anche le azioni che la Regione Friuli Venezia Giulia ha fatto a livello concreto per favorire la diffusione della mobilità elettrica magari anche all'interno del suo stesso parco macchine. Sì, un po' come diceva prima il sindaco Maiarelli, c'è anche una funzione, se vogliamo, pedagogica, ma anche economica, insomma, che gli stessi enti pubblici debbono fare. La Regione, con i propri mezzi, con i mezzi del proprio sistema, pensiamo solo al sistema sanitario regionale, ha una quantità enorme di autoveicoli che hanno bisogno di manutenzione, hanno bisogno di sostituzione. All'interno di un progetto Horizon 2020, la nostra Regione, come lead partner, è stata assegnataria di un progetto, di un finanziamento che ci permetterà di sostituire 1.000 auto, circa 1.000 auto a combustione tradizionale, benzina, diesel o gas, sì, benzina e diesel sostanzialmente, con auto elettriche, quindi 1.000 auto verranno sostituite con 500 auto elettriche, tra l'altro con un meccanismo non proprio di acquisto, ma come si fa adesso, si acquista di fatto il servizio, per cui le auto poi avranno anche una sostituzione negli anni e quant'altro. Sì, insomma, semplificando, insomma, potrebbe essere quello il meccanismo. E credo che, insomma, se nella nostra regione cominciamo a vedere girare 500 auto elettriche, comincia a essere come dire, anche dal punto di vista della percezione esterna, sicuramente un elemento importante. Che magari vorrà essere emulato dai cittadini. Uno comincia a dire, allora se ci sono così tante, non è proprio vero che sarò quello, scusate la parola, sfigato, che mi muore la macchina, che non ho il coso, perché se lo fanno in tanti, se lo fanno eccetera eccetera, questo è sicuramente significativo. Mi permetto di dire una cosa sui motivi. Nel vostro filmato di apertura era chiaro l'aspetto economico, era chiaro, veniva rappresentato. Con un'auto elettrica di fatto tu non paghi il carburante, e una persona come me che fa circa 50.000 km all'anno sa benissimo cosa vuol dire il carburante di un autoveicolo. Si parla di diverse migliaia di euro all'anno, quindi quello risparmio lì è. C'è un risparmio, magari lo chiediamo al dottor Peressini, anche di tenuta dell'auto. Un autoveicolo elettrico ha una manutenzione irrisoria rispetto a un'auto tradizionale, quindi c'è un risparmio importante, ma ce n'è uno che un po' ci dimentichiamo. Insomma, il problema principale che abbiamo nel nostro pianeta in questo momento è il tema del surriscaldamento dovuto all'inquinamento. E una delle cause principali dell'inquinamento non sono tanto le fabbriche, sono anche le fabbriche, ma è l'utilizzo dell'automobile, quindi del carburante fossile, diciamo così. All'interno degli impegni che tutti gli Stati si stanno prendendo, dobbiamo giocoforza andare verso la riduzione il più possibile, e con l'auto elettrica totale, del consumo di combustibile fossile. Quindi ecco, quello è il motivo principale che ci deve portare a sostenere e a valorizzare questo tipo di mobilità. Peressini, quali sono questi costi di manutenzione dei quali abbiamo appena parlato, e anche quanto costa un'auto elettrica? Ecco, diciamo che il dottor Boem ha centrato l'obiettivo, è una rivoluzione inarrestabile, quindi volente o nolente dovremo passare di lì.
I costi di un'auto elettrica sono inferiori di circa un 70% rispetto a un'auto endotermica. Questo perché di fatto non abbiamo più organi in movimento, perché il motore elettrico rappresenta sostanzialmente rappresenta delle forze magnetiche, ecco. Quindi abbiamo dei consumi che sono il cambio delle gomme, il cambio delle pastiglie, il bollo non si paga per i primi 5 anni, l'assicurazione è ridotta del 50%, non abbiamo più gli intervalli di cambio, olio, eccetera, eccetera. Quindi alla fine della fiera, se è vero che l'automobile elettrica ha un costo un po' più importante rispetto a un'auto endotermica, sicuramente nell'arco dai conti che abbiamo fatto anche noi, 4-5 anni, con almeno un chilometraggio di 15.000 km all'anno viene completamente ripagato l'investimento. I costi delle auto, come in tutte le cose, come era per il fotovoltaico, fotovoltaico, diminuiranno moltissimo rispetto a quanto costano adesso. Tenete conto che 4 anni fa, 5 anni fa, insomma, un'automobile elettrica aveva dei costi che arrivavano a sfiorare i 30.000 euro. Abbiamo ridotto di circa 10.000 euro questo costo, quindi adesso ci portiamo a casa un'auto elettrica con 200 km di autonomia media e mediamente a 20-21.000 euro, insomma. E quanto pensa ragionevolmente nei prossimi 2-3 anni calerà ancora il prezzo di un'auto elettrica e quanto aumenterà l'autonomia? Cioè, se adesso fa 200 km, sì, seguendo anche un po' la scia di quello che diceva Nonino, sì, no? Di questa crescita tecnologica vorticosa che dà delle prestazioni migliori. Ecco, diciamo che la tecnologia va avanti, ovviamente. Noi abbiamo assistito a un drastico calo del prezzo per kilowatt delle batterie a ioni di litio. Siamo passati dai $600 al kilowatt a circa $350 attuali. Questo perché il mercato anche se vogliamo, del fotovoltaico, che ormai conosciamo tutti, ha permesso anche di utilizzare dei nuovi sistemi che si chiamano storage, quindi io riesco a incamerare questa energia in queste nuove batterie, che sono nuove, diciamo che sono sempre state utilizzate ma hanno una grande capacità di rilasciare energia nel tempo. Questo ha permesso un drastico abbassamento dei costi, quindi la direzione è che sempre meno costeranno queste automobili e costeranno meno anche le batterie, quindi questo sicuramente sì. E Nonino, invece, l'assicurazione di un'auto elettrica costa come quella di un'auto normale oppure no? No, costa, l'ha detto Marco prima, costa la metà di un'auto tradizionale endotermica, quindi in questo caso i costi sono veramente, veramente bassi. Aggiungo una cosa appunto sempre sui costi, consideriamo che attualmente le auto elettriche costano un po' di più delle auto tradizionali solo per un motivo di non diffusione e per le case automobilistiche principali. Ovviamente costruire dei modelli con poca diffusione ha dei costi maggiori, ma in realtà l'auto elettrica, quindi con motore elettrico, non avendo un motore endotermico, non avendo cambio, non avendo frizione, non avendo tutti questi organi che hanno dei costi, costerebbe in fase di produzione avanzata, quindi in grande diffusione, costerebbe molto molto meno di un'auto tradizionale. Quindi i costi delle auto e quindi di tutto le batterie eccetera è veramente legato alla distribuzione, alla poca distribuzione che c'è in questo momento. Fra pochi anni, ma veramente fra pochi anni, avremo dei costi decisamente inferiori alle auto tradizionali. Per fare un esempio, no? Dicevi tu appunto delle utilitarie, io sono reduce da un viaggio negli Stati Uniti per confermare il mio acquisto di un'auto elettrica e queste auto elettriche magari di prestazioni magari superiori da $100.000 che costava siamo ridotti esattamente alla metà, cioè questo nel giro di 2 anni, ridotti alla metà, quindi è una cosa veramente... E per quanto riguarda invece le colonnine, i diversi tipi di colonnine possono dialogare tra loro? C'è ancora un problema di protocolli o come si sta muovendo il sistema? Sì, beh, noi ci occupiamo della installazione di queste colonnine, poi appunto Peressini e Colobra si occupa appunto di questo importante problema. Il problema è che tutte le colonnine sono vari produttori di colonnine di veicoli elettrici,
tutte quante possono essere collegate con gli attuali veicoli perché hanno ormai uniformato quello che è la presa del collegamento elettrico tra l'autovettura e la colonnina. Quello che appunto ancora è da definire è il protocollo di comunicazione tra le varie colonnine di ricarica. Anche qui a breve sicuramente ci sarà un accordo internazionale dove uno che arriva dall'Austria, quindi con la sua tesserina di riconoscimento, potrà caricare nelle colonnine italiane. Ovviamente c'è un accordo in atto, appena hanno definito, come hanno definito poco più di un anno fa, il protocollo per quanto riguarda la presa di alimentazione, avverrà anche per quanto riguarda la comunicazione, che è la cosa più importante per poter diffondere in tutta Europa e diciamo in tutto il mondo quello che è la mobilità elettrica, perché noi adesso andiamo in qualsiasi distributore, mettiamo benzina piuttosto che diesel e funziona, va bene per tutte le nostre autovetture. Dovremmo fare la stessa cosa anche per i veicoli elettrici, ma è una cosa soltanto legata all'informatica, legata ai protocolli e quindi non dico che sia banale, però è di facile risoluzione. E quando uno deve ricaricarlo a casa, come fa? Diciamo che Chiedo lo scusa può alla fare. presentatrice. Prego Lo può Peressini, fare. tanto la parola era per lei. Termino esatto quello che Nonino stava dicendo, è molto più semplice anche realizzarlo perché si tratta veramente di protocolli informatici, quindi basterebbe comunicare ai produttori delle stazioni di ricarica qual è la modalità di interscambio e di interoperabilità di questi sistemi di ricarica. Per quanto riguarda, mi può ripetere la domanda perché stavo pensando all'altra. Sui protocolli, ecco, e poi c'era qualcos'altro anche. A casa. Ecco, la casa, scusi, perdoni. Ecco, per quanto riguarda quindi l'abitazione, diciamo che le auto elettriche si possono ricaricare anche in casa, dobbiamo però aspettare un pochino di più, nel senso che normalmente a casa noi abbiamo i soliti 3 kW e l'automobile per potersi ricaricare ha bisogno di almeno circa 8 ore. Se nella nostra abitazione abbiamo la possibilità di aumentare il nostro contratto con una potenza superiore, questo tempo automaticamente si potrà ridurre. E non dimentichiamoci che molte persone hanno ovviamente installato anche degli impianti fotovoltaici nelle proprie abitazioni, ma anche nelle aziende, quindi parlo anche degli imprenditori. Questa energia che viene prodotta potrà servire anche a ricaricare le batterie dell'auto, quindi ci sarebbe addirittura un doppio vantaggio. Ecco, sulla casa o sulle aziende, come hai detto bene tu, io spenderei 2 parole in più dicendo appunto che dobbiamo cambiare il nostro modo di vedere la ricarica o fare il pieno nella nostra autovettura. Certo. Noi siamo abituati ormai da tanti anni a una volta a settimana, una volta in 2 o 3 giorni, 15, dipende dalla percorrenza, andare al distributore a fare il pieno. 10 minuti, faccio il pieno e vado via. La mobilità elettrica è completamente diversa. Io arrivo a casa dall'ufficio o dal lavoro, arrivo a casa, cosa faccio? Arrivo, metto la macchina nel garage e attacco la spina. A questo punto io rimango a casa, faccio la cena, vado a dormire, mi rialzo il mattino alle 7, quindi le mie 8 ore di tempo di ricarica da 0 al pieno, ai 200 km, non è un problema. Non è un problema, sono a casa, la macchina automaticamente si ricarica. Quindi il modo di fare il pieno cambia rispetto a come siamo abituati noi. Vado al ristorante oppure vado in ufficio come minimo 4 ore mi fermo dalle 8 del mattino alle 12. In questo momento, in questo particolare periodo, la macchina può ricaricarsi. Quindi io arrivo, faccio 50 km per arrivare da casa all'ufficio, vado a lavorare, la macchina quando esco alle 12 ha di nuovo il pieno. Stessa cosa, vado al ristorante, mangio un boccone, una pasta asciutta, un'oretta ci vuole per mangiare un boccone, dico. In questo caso un'ora di ricarica sono 40 km circa, 50 km circa. Vado a fare la spesa, nei supermercati dovremo trovare le colonnine di ricarica. Quindi ecco in questo caso, come dicevi bene tu prima, le infrastrutture, quindi il pubblico va bene nelle piazze, come il Comune di Udine, nel Comune di Arezzo, nei punti di interesse, però anche il privato
deve dovrà avere capire, così capillare, certo. una rete capillare. Che li cambierà probabilmente anche e li agevolerà la qualità della vita e la vita di tutti i giorni. Chiaro, ma poi anche per uno che ha un ristorante, voglio dire, ne abbiamo installate parecchie colonnine nei ristoranti, negli agriturismi, eccetera. Perché uno dice, io nel mio ristorante metto la colonna di ricarica. Il cliente che ha la macchina elettrica è più favorito ad andare, in questo caso, è un servizio che dà, infatti a Lignano Savedoro di fronte a un ristorante, a Palazzolo dello Stella è in un agriturismo, dove la gente può fermarsi a lungo per poter fare una ricarica. Ecco, proprio in questo senso qua, volevo chiedere al sindaco Maiarelli di Tavagnacco se poteva spiegarci anche il progetto di car sharing che avete ideato e che state realizzando a Tavagnacco, proprio quando si parla insomma di stili di vita, anche come ha fatto prima Nonino. Sì, ma questo è un progetto che è nato in accordo assieme al Comune di Udine, faceva parte del bando del progetto Pisus. Fa parte appunto, le 4 colonnine, o meglio le 2 doppie colonnine sono state installate in questo momento in piazza Feletto, quindi di fronte al municipio, tra l'altro in un luogo appunto centrale, in prossimità della farmacia, della posta, del bar, del ristorante, del comune stesso, per cui appunto in un luogo di fatto di interscambio. Il comune sta acquistando 2 auto che verranno messe, che dovrebbero arrivare nel giro di una settimana. Dopodiché a questo punto queste auto faranno parte di un servizio di car sharing che sarà a disposizione dei cittadini. Qui adesso ovviamente partirà il tema della gestione del servizio, che è la parte più delicata, perché detto tra noi, acquistare o realizzare la pensilina fotovoltaica con l'accumulo, che è cosa fondamentale, o posizionare le colonnine, forse la parte diciamo più facile. Il problema più difficile adesso diventa il tema del servizio, di come va gestito questo servizio, della qualità del servizio, proprio perché appunto il tema è stimolare i cittadini a conoscere questo tipo di auto, invogliarli probabilmente ad acquistare la seconda auto o un'auto elettrica, questa è l'ipotesi, oppure magari, non so, agevolare i ragazzi che oggi utilizzano l'auto dei genitori e magari invece potrebbero utilizzare come seconda auto l'auto messa a disposizione da parte del comune. Quindi questo è un po' il progetto che abbiamo in mente. Adesso nelle prossime settimane verrà attivato, verrà studiato il tema del servizio assieme al comune di Udine, perché naturalmente il progetto deve dialogare, ma ripeto, questo fa parte un po' dello spirito dell'amministrazione pubblica, cioè quello di fare cultura, di essere sensibile, di dimostrare sensibilità rispetto a determinati temi. Da fare da apripista, diciamo così. E di fare da apripista, assolutamente. Certo. Va bene, adesso ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria qui a Friuli Economy e poi torniamo di nuovo a parlare di mobilità elettrica. Ma vediamo subito come funziona questa colonnina di ricarica elettrica. Peressini ci fa una dimostrazione pratica? Certamente, molto volentieri. Prego. Allora, come dicevo prima, le colonnine pubbliche devono ottemperare a un sistema di sicurezza, quindi qui c'è la presa ma è bloccata. Io devo avvicinare una refill card, così chiamata, che mi permette di sbloccare la presa e successivamente di inserire il connettore di ricarica. Quindi non faccio altro che occupare questo sistema e collegare poi l'altro cavo alla macchina. Nel momento in cui io collego l'altro cavo alla macchina, la colonnina inizia ad erogare, perché le stazioni di ricarica e le automobili hanno un sistema chiamato PVM che permette loro di poter dialogare. Una volta terminato la ricarica, non faccio altro che riavvicinare la tessera al lettore, estrarre e andarmene. Ecco, poi si può decidere se la colonnina può erogare energia liberamente piuttosto che a pagamento. Queste sono cose che poi devono essere chiaramente gestite dal proprietario dell'infrastruttura. Ecco. Quindi una procedura molto semplice. Molto semplice, molto semplice. E dicevamo invece che l'Italia è ancora molto indietro rispetto agli altri paesi europei come appunto mobilità elettrica, però a livello nazionale Udine e il Friuli si posizionano bene. Ci spiega perché allora, e un po' di numeri. Questo è vero. Diciamo a livello europeo tutti gli altri paesi ci staccano notevolmente da questo punto di vista, perché sono stati, come dicevamo prima, attuati precedentemente degli incentivi a supporto sia delle installazioni delle infrastrutture sia delle automobili.
Noi copriamo circa lo 0,07% dell'immatricolato in Italia, quindi è un numero abbastanza basso ancora. Quello che si riuscirà a fare poi è desumere dei dati. La nostra regione, il Friuli Venezia Giulia, è una regione abbastanza piccola che però ha ormai un numero di installazioni, di punti di ricarica importanti, quindi questo rapporto ci colloca ad essere una delle regioni più virtuose. E invece, Nonnino, per far crescere ancora questi numeri a livello di infrastrutture, la Regione Friuli che cosa dovrebbe fare? Beh, come ho detto prima, il sistema di ricarica dei veicoli elettrici è un po' diverso dal fare il pieno dei distributori e quindi la Regione cosa potrebbe fare? Potrebbe incentivare questi punti di interesse e per quanto riguarda i locali turistici dove la gente permane per lungo tempo, dovrebbe dotarlo di infrastrutture di ricarica come colonnine. Cosa può fare la Regione? La Regione potrebbe aiutare il turismo, ovvero tutti gli esercizi turistici della nostra regione, quindi per le nostre spiagge piuttosto che per le nostre montagne, eccetera, dotare di infrastrutture per veicoli di ricarica, per colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Diceva appunto Marco prima che i paesi nordici, Svezia, Norvegia, in primis, nonostante siano produttori di petrolio, sono i paesi che hanno il maggior numero di veicoli elettrici per abitante. Quindi mettere delle colonnine nei nostri comuni turistici sarebbe una bella cosa perché così attireremmo una tipologia di turismo che green, magari green, ma che comunque verrebbe da noi piuttosto che andare o fermarsi magari in altri paesi europei. Certo, e proprio in questo senso pensa che la Regione potrebbe investire, aiutare in questo senso? E poi l'altra domanda, al di là del circa 1 milione di euro stanziato adesso, quanto vi aspettate anche di stanziare in futuro per aiutare lo sviluppo della mobilità elettrica in Friuli Venezia Giulia? Ma la cosa che diceva Nonnino credo sia importante. Allora, il turismo è uno degli asset, delle industrie, tra virgolette, su cui la nostra regione ha dei margini di crescita importanti. Nel mondo del turismo trovare degli elementi che ti differenziano è un plus che porta a poterti posizionare in alcuni mercati in maniera significativa. Esiste soprattutto nel mercato del Nord Europa un ampio spettro di persone che già hanno l'auto elettrica e nella loro scelta, oltre a capire l'albergo dove cercano anche di trovare i posti dove ci sono le ricariche, quindi il potenziare la presenza nel nostro territorio ha un vantaggio, può produrre un vantaggio anche dal punto di vista turistico. Quanti soldi metteremo in più? Allora, oggettivamente non so dirlo in questo momento, però sono cifre, perché se una colonnina di quella natura lì può costare 5, 6, non so quanti mila euro. Quanto costa per Essini? Diciamo che una colonnina evoluta così ha un costo di 5.000 euro, ma ci sono anche strutture che possono costare anche 1.000 euro, voglio dire, quindi dipende da come vogliamo. Con un contributo farle, al 50, esatto, 60, 70%, già con 1 milione di euro cominci ad avere un numero. Quindi in pochi anni, nel momento in cui lo studio è fatto, le localizzazioni sono individuate, secondo me alcuni milioni di euro possono in poco tempo portare la nostra regione all'avanguardia. Riprendo anche un'altra cosa che diceva Nonnino rispetto al modello dei paesi del Nord Europa in particolare. A me è colpito proprio quest'anno, mi è capitato di andare una settimana a Oslo, in zona Oslo, e Oslo, la Norvegia è una nazione produttrice di petrolio e questi qua hanno una presenza, una diffusione impressionante, no? Ci sono i nostri parcheggi normali e uno ogni 5 ha una colonnina, con quella lì la gente si ferma, attacca la spina e va a fare la spesa. Quindi diciamo, dobbiamo sempre ispirarci al nord perché traccia la strada. È un po' paradossale, sul fotovoltaico la Germania, che ha tanto meno solo di noi, ci dà da insegnare. I norvegesi, piuttosto che gli svedesi, che hanno il petrolio, pure buono, dicono che è un petrolio buono, mettono l'elettrico. Ecco. Abbiamo bisogno. Questo è il modello. Ecco, lancerei il servizio dell'avvocato Ius sempre sul tema della mobilità elettrica e sugli incentivi per la costruzione appunto delle colonnine e poi lo commentiamo qui assieme.
Buonasera Elena, buonasera Massimo, grazie della linea, un caro saluto a tutti coloro che ci seguono da casa e agli ospiti in studio. Questa sera nell'ambito della trasmissione vi vorrei parlare della normativa che è stata introdotta per risolvere i problemi di approvvigionamento per garantire la crescita e la diffusione della mobilità elettrica. Sappiamo che in larga parte per appunto favorire la mobilità elettrica è necessario determinare un approvvigionamento sufficiente. La norma base è la direttiva dell'Unione Europea del 2014, la 94, la quale introduce una serie di criteri in una sorta di normativa quadro che poi deve essere estrinsecata dai singoli Stati membri dell'Unione Europea. Innanzitutto la normativa comunitaria prevede che qualsiasi persona possa aprire o gestire centri di ricarica accessibili a tutti. In particolare i concessionari di sistemi di distribuzione elettrica devono cooperare su base non discriminatoria con qualsiasi persona che apra o gestisca un punto di ricarica accessibile al pubblico. Il servizio quindi non è impostato come un servizio pubblico gestito direttamente dagli stati o da soggetti concessionari scelti dallo Stato, ma come un servizio che può essere garantito in condizioni di concorrenza a chiunque si affaccia sul mercato per dare la possibilità che ciascun proprietario di mezzi elettrici possa ricaricare direttamente attraverso una propria utenza anche privata il proprio mezzo. Chi gestisce la colonnina dovrà però avere un prezzo dell'energia equo e non potrà comportarsi in maniera discriminatoria, seguendo per esempio piani particolari o servendo clienti abituali. Nei confronti del sistema elettrico i punti di ricarica pubblici saranno appunto gestiti dal utente che fa il dispacciamento in prelievo, cioè da chi preleva l'energia dalla rete pubblica, che è quindi il gestore della colonnina e non il singolo proprietario dell'autoveicolo. Ove tecnicamente possibile, la normativa favorisce una serie di interventi che dovrebbero costituire e dare stabilità alla rete elettrica. Per favorire, come si diceva, la mobilità elettrica è necessario ed è essenziale che in un breve periodo sia diffuso un numero elevato di colonnine, quindi la normativa comunitaria spinge su questo. In realtà in Italia già con il decreto legge 83 del 2012, convertito poi nella legge 134 del 2012, è stato elaborato un piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Questo piano prevede una serie di agevolazioni ed è stato aggiornato l'ultima volta con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2016. Quello che gli osservatori notano è che se anche la normativa comunitaria sia una normativa abbastanza completa, rimane pur sempre una direttiva che ha necessità di un'estrinsecazione a livello nazionale e che per evitare appunto incomprensioni, blocchi burocratici sia necessario un intervento legislativo nazionale più completo che favorisca e promuova ancora di più la diffusione. Siamo quindi in attesa di un provvedimento in tal senso. Bene, io vi ringrazio e vi saluto Mandi. Maiarelli, abbiamo ascoltato la testimonianza dell'avvocato Ius che ringraziamo su questo aggiornamento anche normativo riguardante la mobilità elettrica. Nel caso specifico del comune di Tavagnacco, voi di quante colonnine vi siete dotati e di quante ne avete in previsione, più o meno qual è stata la spesa e chi ne ha fatto fronte fino adesso? Ma premesso che volevo fare un appunto rispetto a questo servizio, io credo che per una volta forse l'Europa ci viene incontro, cioè il fatto che per esempio oggi in Europa il sistema delle auto elettriche sia molto più diffuso che da noi, forse ci ha portato a cominciare a pensare anche a un tema normativo che probabilmente in Italia sarebbe stato ancora acerbo e ancora difficile da pensare. È chiaro che anche noi come comune abbiamo goduto di altri finanziamenti, nel senso che l'amministrazione comunale in quel momento non era in grado di gestire in proprio, con i propri contributi, con le proprie risorse, un intervento di questo tipo. Chi vi ha aiutato? Noi abbiamo aderito a questo progetto che era un progetto PISUS assieme appunto al Comune di Udine, che era il comune capofila. Il Comune di Udine, come si diceva prima, mi pare abbia posizionato circa 7 colonnine o 7 punti di ricarica all'interno dei parcheggi in struttura. Il nostro sono di fatto 4 punti di ricarica su 2 colonnine che sono doppie
2 di questi verranno occupati appunto dalle auto di proprietà del comune che saranno messe a disposizione del servizio di car sharing, 2 invece saranno libere per chiunque vorrà ricaricare il proprio mezzo. Per il futuro cosa vedete? A quante colonnine pensate di arrivare? Ma Sindaco? questo non lo so ancora, devo dire la verità, nel senso che questo è stato appunto un primo intervento che, come dicevo prima, aveva l'obiettivo un po' anche di stimolare e di far comprendere che il tema è un tema in evoluzione, ma che può essere una grande opportunità. Io non so adesso fino a dove il comune si muoverà, perché come si diceva prima, oggi il privato finalmente sta cominciando a percepire questo come una grande opportunità anche all'interno del comune di Tavagnacco. Credo ci siano oggi 4 punti privati delle imprese all'interno del comune di Tavagnacco, quindi segnale che l'interesse comincia a esserci. Probabilmente verrà il momento in cui alla fine il pubblico, una volta avviato questo processo, potrà anche fare un passo indietro, fermarsi e in qualche modo lasciare il mercato fare quello che il mercato deve fare. Certo, certo. Nonino, abbiamo visto quanto costa una colonnina per la ricarica, cerchiamo invece di fare un punto su quanto può costare un impianto, anche perché abbiamo visto diverse volte andare in onda appunto il filmato dove era anche rappresentato un po' la tipologia di impianto. Magari chiedo alla regia se può tornare a indicarlo, l'abbiamo visto lì a Tavagnacco appunto, no? Comunque se ci può dare delle cifre e anche un po' le tempistiche. Beh, diciamo che per quanto riguarda l'impianto, Tavagnacco è un caso particolare come anche Udine, perché alcune colonnine sono dotate anche di impianto fotovoltaico. Però se noi non dotiamo di impianto fotovoltaico o l'impianto fotovoltaico c'è già, la parte impiantistica è veramente, tra virgolette, banale, passatemi il termine, e anche poco costosa, perché normalmente le colonnine vengono alimentate da un contatore Enel dedicato per avere delle tariffe agevolate per i veicoli elettrici, e quindi sostanzialmente l'ente erogatore, nel nostro caso l'Enel, ma potrebbe essere qualcun altro, posiziona il proprio contatore di energia vicino alla colonnina di ricarica. Quindi il costo dell'impianto stesso è banale, perché abbiamo un cavo elettrico da 22 kW, quindi di poco costo, e un po' di opere infrastrutturali che sono quelle di un piccolo plinto di fondazione dove posizionare la colonnina e delle tubazioni da portare fino alla colonnina di ricarica. Può essere, come nel caso del filmato che avete visto, che c'era il contatore dell'Enel vicino a 1,5 metri dalla colonnina, quindi con qualche centinaio di euro, 200-300 euro, io ho fatto l'installazione, ma al massimo può arrivare a un paio di migliaia di euro. Quindi anche i costi di allacciamento, di impiantistica sono veramente bassi, e contenuti che, ripeto, se non c'è l'impianto fotovoltaico dedicato, per un utente privato, quindi un ristorante, un albergo, un negozio, un ristorante, eccetera, può tranquillamente affrontare, con qualche migliaio di euro può installare una, 2, 3 colonnine senza costi eccessivi. Benissimo, allora io volevo ringraziare per questa puntata Elena Bezzutti che vedete al mio fianco, grazie mille. Grazie a voi, alla prossima. E poi ovviamente l'avvocato Ius e anche Rossano Cattivello per i contributi giornalistici, la regia Gian Domenico Ricci e Luca Fornasiero, e ovviamente gli ospiti di questa sera Daniele Nonino, Vittorino Bohem, Gianluca Maiarelli e Marco Peressini. Ci vediamo fra una settimana con un'altra puntata di Friuli Economy. Intanto buona serata e buona prosecuzione con i programmi di Telefriuli. Questo programma vi è stato offerto da Nonino Impianti,